Inizia la terza edizione del Festival del Sapere edizione 2025 a Sernaglia della Battaglia, presso la Sala Consigliare Piazza Martiri della Libertà 1. Ingresso libero senza prenotazione fino ad esaurimento dei posti a sedere. Il festival si terrà dal 27 gennaio al 5 aprile. Le date e gli eventi sono: lunedì 27 gennaio 2025, alle ore 20:30. Lella Costa, attrice e autrice, presenta il suo libro intitolato Ciò che possiamo fare. Edith Stein, la storia di una donna che nasce ebrea, diviene atea e infine si converte al cattolicesimo. Mercoledì 29 gennaio 2025, alle ore 20:30. Alberto Mantovani, patologo immunologo e direttore scientifico di IRCS Istituto Clinico Humanitas. Il sistema immunitario e l'origine delle malattie, ci parlerà del nostro più grande mezzo di difesa dalle malattie sulla base delle ricerche scientifiche condotte con la propria equipe e forte dei guadagni scientifici dell'ultimo ventennio. Venerdì 31 gennaio 2025, alle ore 20:30. Vincenzo Nibali, Lello Ferrara, Domenico Pozzovivo, ex ciclisti professionisti presentano la Squalo TV a teatro. Perdere e non arrendersi, lo sport come dimensione educativa, come fatto sociale totale e come innegabile dimensione agonistica e ludico. Martedì 4 febbraio 2025, alle ore 20:30. Peter Gomez, giornalista e direttore del Fatto Quotidiano online, informazione e diritto d'informazione, un autentico viaggio dentro il mondo dell'informazione. Dialogherà sul tema della libertà e del diritto d'informazione, sulla vicenda di Julian Assange, sulle colpe e i meriti del giornalismo, sulla relazione tra le democrazie occidentali e la propaganda. Venerdì 7 febbraio 2025, alle ore 20:30. Federica Molteni, attrice teatrale, presenta Gino Bartali. Pedala, Gino e Adriana Bartali nell'Italia del dopoguerra, la storia di due persone che vivono in un'Italia distrutta dalla guerra, la storia di una coppia raccontata in scena da Federica Molteni. Martedì 11 febbraio 2025, alle ore 20:30. Michela Marzano, filosofa e docente presso l'Università di Parigi Quinto. René Descartes, dimmi chi sono. Quando l'identità è una prestazione, a quale sistema di aspettative sono sottoposte le persone ed in modo particolare le giovani generazioni nel contesto delle nostre società? Quali sono le prestazioni attese, in tema di processi identitari o di identificazione e riconoscimento di sé? Giovedì 20 febbraio 2025, alle ore 20:30. Stefano Baldini, maratoneta e campione olimpico Atene 2004. Educare allo sport. Educare attraverso lo sport, un dialogo che ci parla di educazione allo sport e di educazione attraverso lo sport. Dentro la prospettiva dell'atleta e, parallelamente, dentro la prospettiva dell'allenatore, riuscendo a cogliere le dinamiche di quelle due fondamentali visioni. Sabato 1 marzo 2025, alle ore 20:30. Guido Barbuiani, genetista e docente presso l'Università di Ferrara. Europei senza se e senza ma. Storie di neandertaliani e immigrati. Uno sguardo attento e scientifico all'evoluzione della nostra specie per capire che interrogando la preistoria possiamo e dobbiamo riformulare alcune consapevolezze del presente in un viaggio fatto di migrazioni, contatti e contaminazioni fra culture diverse. E quel viaggio è il nostro passato. Mercoledì 12 marzo 2025, alle ore 20:30. Giacomo Rizzolatti, neuroscienziato, scopritore dei neuroni specchio e dirigente dell'unità di ricerca del CNR dell'Istituto di Neuroscienze presso l'Università di Parma. Siamo animali empatici, i neuroni specchio e l'empatia. Si soffermerà sull'empatia evidenziando l'intreccio tra biologia e cultura. Venerdì 21 marzo 2025, alle ore 20:30. Vincenzo Paglia, arcivescovo, vescovo emerito di Terni Arni Amelia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita e consigliere spirituale della comunità di Sant'Egidio. Sperare dentro un mondo a pezzi, un pianeta dilaniato dalle guerre, percorso dall'odio e dalle logiche del cinico profitto. Monsignor Vincenzo Paglia, in forza della sua esperienza, ci invita a riflettere, a pensare e a credere. Venerdì 28 marzo 2025, alle ore 20:30. Paolo Dario, ingegnere e professore emerito di robotica biomedica presso la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Le prospettive della biorobotica nell'era della quarta rivoluzione industriale. Paolo Dario ci guiderà alla scoperta di questa scienza e campo di ingegneria in grado di applicare la robotica a problemi riguardanti la biologia e la medicina. Sabato 5 aprile 2025, alle ore 20:30. Emilio Gentile, storico di fama mondiale e professore emerito della Sapienza Università di Roma. Mussolini e Hitler, fino in fondo. Una serata dedicata ad uno dei passaggi cruciali della storia globale, ci parlerà della brutale amicizia tra Mussolini e Hitler,
Due figure che segnarono le sorti di milioni di persone, conducendo l'Europa e il mondo sull'orlo di un inferno. Evento organizzato da Comune di Sernaglia della Battaglia, Biblioteca Civica Giocondo Pillonetto con la collaborazione di Istituto Comprensivo Ippolito Nievon Sernaglia della Battaglia, Istituto di Istruzione Secondaria Superiore NEM, Casa Grande in Pieve di Soligo, Istituto di Istruzione Secondaria Superiore MG, Verdi in Valdobbiadene, 1AM Comunicazione Vittorio Veneto. Si ringraziano Katia Zeno, Renzo Furlano, Bruna Coscia, Monica Nascimben, Associazione Culturale Angelozzi Comunicazione, Roberto Goffi, Fotoclub Sernaglia, Libreria La Pieve, sponsor, Banca della Marca Gruppo BCC Crea e Hotel Contà.